La Fin del Veneto ha eletto il nuovo comitato regionale a Treviso all'Hotel Maggior Consiglio. I 141 accreditati al voto, rappresentanti il 62,14% della forza voto regionale, ha eletto all'unanimità Roberto Cognolato alla carica di presidente per il quadriennio olimpico 2021-2024. Per Cognolato, 59 anni, dal 1997 gestore del centro natatorio comunale di Treviso, si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida del comitato regionale Fin Veneto. Sono stati 4 anni complicati, difficili, perché comunque la situazione economica in questi 4 anni è sempre stata contrassegnata da difficoltà di sostenibilità economica ed è conclusa anche con questa pandemia del Covid, che ha ulteriormente compromesso quella che è la capacità di attività da parte delle società sportive. Fin Veneto conta attualmente 104 società sportive affiliate, di cui 72 accreditate come scuola nuoto federale, circa il 70%, la percentuale più alta tra tutti i comitati regionali d'Italia, con 11.268 atleti tesserati, 2.583 tecnici e 626 dirigenti. Durante il quadriennio appena trascorso, il Movimento Veneto ha confermato a livello agonistico eccellenti risultati sia in ambito nazionale che internazionale. In particolare sono stati 40 complessivamente gli atleti provenienti dalle società sportive del territorio regionale che hanno preso parte a competizioni internazionali nelle varie discipline tra il 2016 e il 2020. Ci auguriamo che la situazione sanitaria si stabilizzi, che non ci siano nuovi focolai che creino ulteriori restrizioni delle attività. Stiamo riprogettando e riprogrammando tutta l'attività agonistica per la stagione che sta cominciando, con nuove regole, nuove limitazioni, per comunque poter garantire l'attività agonistica in tutti i diversi settori, che sarà comunque condizionata dalla limitazione delle presenze di spettatori, limitazione anche di numero di presenze di atleti in campo gara, e quindi una ridistribuzione di tutta l'attività. Le società hanno resistito, ma ora chiedono l'attenzione da parte delle istituzioni. Indubbiamente quello che ha ribadito anche il nostro presidente nazionale Paolo Barelli: senza aiuti economici seri, concreti, effettivi, le società non hanno speranza. Questo periodo estivo sono in qualche modo riuscite a sopravvivere perché c'è stata una diminuzione di costi nella stagione estiva, ma adesso andiamo incontro alla stagione autunnale invernale, in cui anche i costi energetici torneranno a crescere in maniera esponenziale. Finiranno quelli che sono i periodi anche di dilazione di pagamenti, anche di tributi che erano stati sospesi nell'epoca del lockdown, e quindi se non arrivano adesso dei sostegni economici reali, le società sportive si troveranno che non avranno la sostenibilità economica per riuscire a proseguire le attività.